9 candidati alla Camera, compreso il capolista Bombassei per la circoscrizione Veneto 2 che comprende Venezia, Treviso e Belluno e 5 Senato. È la truppa che la lista Scelta Civica per Monti mette in campo per le prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio per il veneziano. Considerato che Bombassei a seguire rinuncerà al Veneto per rientrare sulla Lombardia, di fatto la lista conta di piazzare alla Camera due veneti, Enrico Zanetti, numero 2 dopo appunto Bombassei, e Andrea Causin, anima stessa di Montiani a Venezia. Una campagna elettorale, spiegano, che si fonderà sul dire la verità agli italiani, in particolare sul tema scottante delle tasse. Chi ha messo le tasse, chi ha fatto questa imposizione fiscale straordinariamente alta non è Monti, ma sono quelli che hanno creato le condizioni di default in cui si trovava il nostro paese nel 2011. Non solo la verità, ma anche la ricetta per venire fuori da questa crisi che rischia di affossare il Veneto e l'intero paese. Il progetto è quello di ridurre le tasse ed è una cosa che dicono sia quelli del PD e lo dice anche Berlusconi. La differenza tra noi e loro è che noi diciamo anche dove troveremo i soldi per ridurle. Se le tasse e la tassazione fiscale sono i temi principi della campagna elettorale, oggetto di scontro, botta e risposta tra diversi schieramenti, l'altra grande questione è la patrimoniale, chiesta dai sindacati da una certa parte della sinistra, ma che di fatto nessuno apertamente dichiara di voler applicare. Per quanto riguarda la patrimoniale, sicuramente no, in quanto la possibilità di abbassare le imposte a chi oggi ne paga troppe va ricercata attraverso la riduzione della spesa pubblica. Al di là dei temi della campagna Scelta Civica, per Monti ha deciso di investire anche nel veneziano su candidati espressioni di quella che è la società civile e amministrativa veneziana. Siamo stati molto rigorosi, quindi persone pulite e persone libere che hanno la propria attività, che vivono del proprio e che si impegnano anche a operare come parlamentari una volta eletti senza vincolo di mandato, cioè